oggi noi inauguriamo un qualcosa che ha un significato fortissimo e che lasceremo ai nostri posteri. Ringrazio innanzitutto i nostri istituti scolastici, l'Istituto Comprensivo di Portoviro con il suo dirigente, l'Istituto Colombo e l'ENAIP e naturalmente tutti voi ragazzi che oggi siete qui con noi. Ringrazio le associazioni combattentistiche, le autorità civili e militari che oggi sono qui, ma anche il nostro Don Alfonso che poi provvederà a un momento appunto di benedizione del nostro monumento. Le foibe non sono, qualcuno di voi lo saprà e qualcuno purtroppo ancora no, le foibe sono delle insenature profonde dove venivano gettati a volte anche solamente feriti e poi appunto per lasciarli cadere lungo il precipizio degli oppositori al regime, perché le foibe oggi rappresentano, e noi abbiamo il dovere di ricordare, che era quello strumento di repressione preventiva degli oppositori di un regime che si stava instaurando, in questo caso dei partigiani titini nei confronti dei nostri italiani che sono stati uccisi appunto perché considerati oppositori in maniera preventiva. Preventiva significa che vieni punito perché è italiano e perché si presume che tu appartenessi ad un credo politico che non era quello del regime di quel momento. Quindi assolutamente noi abbiamo il dovere di ricordare le 20.000 vittime italiane che sono state gettate ingiustamente nelle foibe e i 250.000 esuli italiani che hanno dovuto abbandonare le loro terre successivamente al secondo conflitto mondiale, e ricordiamoci sempre che non ci sono vittime di serie A o di serie B, non ci sono vittime che debbano essere ricordate, altre no, perché appartenevano a un determinato credo politico. Esistono solo vittime innocenti che meritano pari dignità. E noi siamo qui perché vogliamo ricordare, e questo lo dico soprattutto a voi ragazzi perché voi sarete il futuro e sarete la memoria di quello che oggi stiamo facendo. Noi dobbiamo ricordare sempre che la libertà di pensiero o di espressione del proprio credo deve essere libera, assolutamente trasparente e non deve essere classificata in base a ciò che credete. Oggi non faremo più distinzioni, anzi oggi noi dobbiamo impegnarci a non fare più distinzioni di religione, etnia, credo politico, credo religioso, qualsiasi tipo di credo. Noi siamo persone e come tali meritiamo dignità e dobbiamo professarla tutti i giorni. Io chiudo qui la mia piccola introduzione, vi ringrazio ancora per essere qui. Per me è un momento di particolare emozione perché devo dire ci sono stati tanti anni di silenzio su questa vicenda, appunto perché si diceva che queste erano vittime che quasi non meritavano di essere ricordate. Invece noi oggi siamo qui perché ci ribelliamo a questo silenzio che è stato perpetrato per troppo. Io passo ora la parola al senatore Luca De Carlo per un suo contributo. Grazie a tutti voi. Grazie Valeria per aver voluto anche qua un monumento, un momento soprattutto di riflessione su quello che è stato la tragedia del confine orientale. Noi che siamo un po' più vecchietti abbiamo avuto la sfortuna di non poter studiare sui libri di scuola quella che è stata una vicenda drammatica della fine della guerra, ma anche un pezzo durante la guerra, nel quale sono stati discriminati persone per il semplice fatto di essere italiani. Non c'entrava nulla la politica, non c'entrava nulla qualsiasi altra considerazione se non il fatto di essere italiani. E quindi è doveroso che altri italiani che oggi raccolgono e rivestono ruoli come quello mio, come quello di Valeria, insomma di Bartolomeo, di gente che sul territorio rappresenta qualcuno più di se stessi e quindi rappresentano le istituzioni, il dovere di ricordare. Dopo arriverà quel giorno, e io lo dico sempre, che non ci sarà più bisogno della giornata della memoria, della giornata del ricordo, perché saranno patrimonio di tutti e non ci dovremo più dividere su questioni come queste, perché queste sono il patrimonio della nostra cultura e della nostra nazione. Oggi tutti sappiamo, o meglio dovremmo sapere, quali sono stati quei grandi crimini e tutti abbiamo il dovere di tramandarlo alle prossime generazioni, fino a quando non sarà una cosa assolutamente normale. Non è ancora il momento, e infatti oggi diventano importanti momenti come questo. Guardate, io ho dedicato sostanzialmente tanto del mio mandato
per far crescere la consapevolezza di quello che è stato. Sono stato il primo che ha chiesto di levare l'onorificenza a Tito e l'ho fatto attraverso l'associazione degli istriani e dei dalmati, e fu a me che rispose il presidente Napolitano dicendo: non possiamo levare l'onorificenza ad uno che non è più in vita. Quindi col paradosso di chi si è macchiato di efferati crimini, però già morto non si poteva levare, pena cambiare la legge. E quindi siamo stati anche i primi che abbiamo chiesto di cambiare la legge, depositando proprio un progetto di legge che prevedeva che si potesse togliere anche chi non era più in vita. Perché vedete, per noi la ferita è viva perché ci sentiamo italiani, ma per qualcuno che è ancora vivo è una ferita che significa la propria nonni, la propria famiglia, le proprie madri, le stesse persone che ancora sono in vita. A quelli noi dobbiamo questo gesto, perché guardate, la storia io credo che non vada condivisa, non ci sia una necessità di condividere la storia va accettata, perché la storia è fatta di fatti oggettivi. Poi ci saranno le interpretazioni che potranno dividerci, ma ciò che è oggettivo va accettato e lo dobbiamo fare tutti. Oggi sono rimasti in pochi, urlano, ma sono rimasti in pochi quelli che oggi ancora negano quello che è accaduto nelle foibe, però si qualificano da soli. Noi non abbiamo neanche il bisogno di affrontarli in maniera anche brutale, non ce n'è bisogno. La storia ci ha consegnato quello che è stato il dramma e noi abbiamo il dovere di mantenere quella fiaccola della memoria. Quindi brava oggi Valeria che hai voluto questo momento, e bravi tutti quelli che ogni volta che passeranno di qua si interrogheranno su cosa è stato il dramma delle foibe. Io personalmente ho dedicato la sala consigliare a Norma Cossetto, proprio perché chiunque entrasse in sala consigliare da me potesse porsi anche solo una domanda: ma chi era Norma Cossetto? Bene, il giorno che non se la porrà più nessuno vorrà dire che io, Valeria, Michele, ma Bartolomeo, tutti abbiamo lavorato bene e assieme a voi abbiamo regalato a questa nazione finalmente, dopo tanti anni di oblio, come diceva Valeria, la verità, che è la cosa più bella che si possa credere. Grazie. Grazie, senatore De Carlo. Colgo l'occasione anche per salutare i nostri delegati di frazione quartieri che sono qui pasciati, come li potete vedere. Passo ora la parola al senatore Bartolomeo Amidei per il suo intervento. Grazie. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Vedo questo folto pubblico, ma soprattutto rappresentativo di varie associazioni combattentistiche, militari, ma anche civili e religiose, perché poi avremo anche l'intervento di Donald Trump. Devo dire che è molto significativa questa giornata, già questo giorno del ricordo, come il senatore De Carlo poc'anzi ha detto, è stato un giorno memorabile aver individuato questo giorno, voluto da tante persone come lo stesso senatore De Carlo, ma anche come, colgo l'occasione per anticiparvi anche un altro evento, come voluto dal primo firmatario, senatore Roberto Menia. Il giorno 18 sarà qui a Rovigo, al pomeriggio, che è un sabato, per ricordare un foibato, un nostro coprovinciale, un nostro polesano, tal Barbierato, che giovanissimo fu preso il 2 di maggio dai partigiani, da Tito, che poi li trasportarono, li lavorava per la questura, li trasportarono in un luogo che nessuno si sarebbe mai immaginato, che prima il sindaco accennava, queste foibe. E lì furono barbaramente trucidati, buttati dentro vivi e morti a forza di stenti e di sofferenze dentro queste crepe nelle rocce. Ebbene, per fortuna ricordiamo queste atrocità, per fortuna oggi si parlerà ancora, come giustamente si diceva, per togliere questa onorificenza a quel dittatore assassino come è stato Tito, oltretutto la massima onorificenza che la Repubblica Italiana riconosce a un cittadino, che è il Cavalierato di Gran Croce, di Gran Cordone, che è solo quelle onorificenze che vengono riconosciute ai capi di Stato. Allora pensare che la massima onorificenza sia in mano a un assassino
io credo che non sia giusto e faremo di tutto perché ciò venga pur cambiando la legge. Ebbene, già anche lunedì mattina a San Martino di Venezia, e Barbierato era di San Martino di Venezia, dedicherà un monumento, una piazza intitolata, mi auguro che ciò avvenga e che il sindaco possa essere sensibile in tal senso, perché tutti possiamo ricordare chi sono morti ingiustamente in una terra che era nostra, casa propria, gente che era là con le loro famiglie, si è trovata, i cosiddetti esuli istriani, dalmati, a fuggire senza sapere il motivo e il perché. Bene, ringraziamo queste vittime, ringraziamo tutti voi per questo momento che oggi siamo qua per ricordare e per non dimenticare. Grazie a tutti. Grazie, senatore Amidei. Ora farei fare un breve saluto al mio collega sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Prego Michele. Grazie Valeria, porto anch'io il mio saluto e il saluto della mia amministrazione comunale. La presenza mia quest'oggi è una presenza innanzitutto di amicizia nei confronti del comune di Portoviro, di Valeria, che abbiamo tante collaborazioni insieme e le stiamo portando avanti. Ringrazio il governo perché è molto ben rappresentato con questi nostri due senatori che hanno un occhio attento nel nostro territorio. Mi sembra che nei vari interventi è stato detto tutto, è stata racchiusa anche la storia di questo brutto episodio, ma il dovere che abbiamo noi amministratori è proprio quello di consegnarlo soprattutto ai giovani, perché c'è il rischio che con il passare del tempo, il 25 aprile, il 4 novembre, il giorno della memoria, il giorno del ricordo, ma tutti anche i genocidi che studiamo sulle pagine della storia, sui libri di storia, un po' alla volta vengono un po' dimenticati e vengono magari racchiusi in un trafiletto sul giornale una volta quando ci sarà la data. Credo invece che il dovere nostro, di tutti noi, è quello di trasmetterlo alle nuove generazioni, perché episodi di cattiveria, perché possiamo definire tranquillamente episodi di cattiveria, di odio razziale, non hanno colore politico, hanno solo un connotato che è quello che l'uomo può diventare veramente atroce nei confronti di un'altra persona. E questo è un dovere che dobbiamo lasciarlo ai giovani e che si ricordino veramente di queste pagine nere che ci ritroviamo tutt'oggi a celebrare. Io mi impegno ufficialmente davanti a tutti voi perché anche a Rosolina ci sia un ceppo per la giornata del ricordo. Il prossimo anno, in questa data, lo farò anche nel mio comune. Grazie a tutti e ora lasciamo la parola a Don Alfonso, a Valeria. Grazie Michele, ora invece lasciamo la parola per un contributo di chi poi realmente ha donato a questa città questo monumento, in particolare a Mirko, a Massimo e a tutti i loro amici, però in questo momento abbiamo Mirko che li rappresenta. Grazie Mirko. Grazie signor Sindaco e grazie a tutti per essere qui oggi. Oggi per Portoviro è una giornata molto importante. È un giorno in cui finalmente si è realizzato un luogo in cui ricordare degnamente 20.000 nostri connazionali barbaramente assassinati dalle truppe partigiane di Tito, per avere come unica colpa l'essere italiani. Mi piace immaginare che in questo momento i loro sguardi benevoli siano posati su di noi, osservandoci e ringraziandoci per tenere viva la loro memoria. E di fatto di ringraziamenti a nome di tutta la mia comunità, che ringrazio per la presenza. Il plauso va sicuramente al sindaco Mantovan e al vice sindaco Thomas Giacon e tutta l'amministrazione per aver accolto e portato avanti una nostra richiesta a cui tanto tenevamo, sicuramente, dimostrando grande sensibilità e volontà di concedere ai propri concittadini uno spazio comunale ad imparare a memoria. Grazie a tutti. Bene, ora ci avviciniamo per scoprire finalmente la targa che verrà dedicata. Prego, venite pure, autorità. Mettetevi magari anche un po' di lato. Grazie. Michele. Allora, al mio 3
io lascerei scoprire a voi senatori la targa. Vieni tu, sindaco, dai, no. Scopre la targa il sindaco Valeria Manduano. Dai, ti do una mano. 1, 2, 3. Ora inviterei Don Alfonso per un momento di benedizione di questo documento. Prego Don Alfonso. Allora, prima della benedizione, io vorrei recitare con voi il Padre Nostro, perché se noi ci ricordiamo che siamo figli di un Padre, guardiamo gli altri come fratelli. Si diceva prima, verrà il giorno in cui non ci sarà bisogno di monumenti, di memorie. Il giorno viene quando ciascuno di noi ha questo sguardo, ha questo atteggiamento. I latini dicevano che l'uomo, quando perde questo sguardo, diventa lupo per l'altro uomo. E questo sarà possibile sempre, sempre, quando noi dimentichiamo questo. E questo monumento allora è per rinnovare la memoria di questo fatto, di questo atteggiamento che ognuno di noi è chiamato ad avere, e per benedire anche tutti quelli che hanno subito queste violenze. Prima mentre parlavano io pensavo che anche qui a Fontarina allora c'era qualcuno che veniva da quei paesi, che era fuggito. Ricordo che a scuola con me c'era un ragazzo il cui padre proprio era fuggitivo di là, e quindi anche i nostri paesi sono diventati in quel momento capaci di accogliere, ma hanno fatto fatica, sapete, ad essere accolti, molta fatica dappertutto. Ecco, la benedizione allora sia per rinnovare la nostra memoria, per rinnovare il compito che ognuno di noi ha, e per ricordare questi fratelli che hanno subito violenza.